La Birreria I Cornali di Enego ha tenuto a battesimo la presentazione ufficiale della 38esima Marcia Bianca, evento che sabato 27 e domenica 28 febbraio graviterà nella splendida piana di Marcesina l'attenzione degli appassionati di sci da fondo. L'edizione 2010 del più storico evento di sci da fondo è inserito per la prima volta nel Challenge Master Tour, che riunisce in un doppio circuito le più famose e prestigiose competizioni d'Italia. Un passo importante nel cammino di crescita e di rinascita dell'evento. La strategia di entrare nel Master Tour è un passaggio importante dove far conoscere la manifestazione in sé e portarla in un contesto di partecipativo molto ampio. Grazie a Studio RX per questo bellissimo binomio con l'amministrazione comunale di Enego, che ha portato adesso già la seconda edizione, dalla gestione della seconda edizione con questo binomio a un grande successo di implementazione. Siamo convinti di ottenere un bel successo non solo dal punto di vista partecipativo ma anche di qualità di manifestazione, qualità intesa come manifestazione di contorno e di supporto, ma anche visitazione al nostro territorio. Proseguendo su questa strada siamo convinti di implementare non solo questa manifestazione ma creare altri eventi che possono portare a conoscere il nostro territorio e aumentare l'apporto turistico. Ormai ci siamo ormai pronti a questa 2 giorni del 27 e 28 febbraio con questi evento nell'evento, perché già sabato avremo una prima prova speciale per la Gran Fondo Kids per poi partire con la 25 e la 50 domenica mattina. L'amministrazione comunale di Enego come sempre ci dà un grandissimo supporto, abbiamo grande contributo da parte dei gruppi dei volontari, quindi siamo pronti, siamo ai nastri di partenza, speriamo che sia un bel weekend. 28 di febbraio si apre il nostro Grand Prix Studio RX Endurance, 3 eventi di discipline sportive di resistenza. Il secondo ce l'avremo nelle colline di Braganza il 9 maggio, mentre il 5 di settembre la mezza maratona del Brenta. Vogliamo dare questo tocco di trasversalità, lo sportivo deve essere sportivo in toto, nello stile di vita, nella possibilità di approcciarsi a discipline diverse. La 2 giorni si aprirà il sabato con l'apertura delle segreterie, la prova materiali e l'happening della sera con stand gastronomico, fiaccolata del Monte Liser e la consegna dei pettorali, ma soprattutto tanta buona musica in centro ad Enego. Ma sabato sarà anche dedicato alla seconda Marcia Bianca Kid, inserita quest'anno per la prima volta nel programma delle competizioni fisiche. Abbiamo voluto dare un qualcosa in più soprattutto alla nostra gioventù e ai nostri bambini, e attraverso la Marcia Bianca Kids è diventata terzo campionato provinciale, e quindi deve dare merito soprattutto al responsabile del comitato Fisi, il signore, voglio nominarlo, Sergio Rigoni, che ci ha dato una mano ed immediatamente ha aderito al nostro progetto e l'ha messa come provinciale, provincia di Vicenza, quindi Marcia Bianca. Sarà anche, come si può dire, un'ultima prova per decidere chi andranno a fare le regionali. Ampia infine la copertura televisiva, che già dal giorno dell'evento permetterà di rivivere immagini ed interviste dei protagonisti. Non resta quindi che attendere sabato 27 per l'inizio dei 2 giorni che tra Enego e Marcesina scriverà un'altra pagina importante nella già ricca storia della Marcia Bianca.